Cose che stiamo spingendo, c'è un'iniziativa che secondo noi è molto positiva. Voi sapete che esiste un tribunale dei popoli, diciamo l'erede di quello che era una volta il tribunale Russell, fondato da Russell e Sartre, e comunque questo tribunale non ha le eventuali sentenze che emanano, non hanno un valore legale ma etico, morale sì, ed è conosciuto in tutto il mondo perché è un tribunale che ha fatto, come dire, gli ultimi interventi famosi sono quelli per quell'incidente alla fabbrica chimica Bhopal mi pare in India, e poi altri avvenimenti del genere. Quindi adesso stanno esaminando come dire, la violenza morale sul movimento Notav in Val di Susa da parte degli organi dello Stato in Italia. Già il fatto che la stiano esaminando è un fatto positivo perché prima fanno un preesame e quindi ha detto forse ci sono le condizioni perché quello che sta succedendo in Val Susa sia sottoposto a un giudizio di un organo che ha una valenza etica molto grossa. Per cui se prima di uscire qualcuno di voi ha voglia di firmare l'appello a sostegno di questa cosa, Eleonora, che è quella signora che adesso alza la mano, c'ha un po'... Ecco, ha dei fogli, quindi se riusciamo a far appoggiare questa richiesta perché il Tribunale proceda a esaminare le prove che noi portiamo, la cosa va bene. Io vi ringrazio.